Si terrà entro Natale sul luogo dell'aggressione alla città di Marghera. Non è escluso il giorno stesso della vigilia la grande mobilitazione delle comunità bengalesi e islamiche locali con il supporto di quelle nazionali a sostegno di Sanuara, la mamma 29enne di origine bengalese aggredita alla cita il giorno dell'Immacolata all'ora di pranzo davanti al figlio piccolo di 5 anni da una donna italiana che dopo averla presa a calci e pugni anche al volto le ha strappato con violenza il niqab perché a lei non gradito. Il nostro messaggio è quello comunque di trovarsi, di unirsi e di fare una mobilitazione per sensibilizzare, per stare vicino alla signora, per dirgli che te non sei da sola, ma ci sono anche altre signore che in queste condizioni che subiscono, che ti stiamo vicino. Domani domenica il punto tra tutti gli organizzatori con in testa il marito di Sanuara Arif, imam della comunità. Sarà una manifestazione pacifica a cui pare aderiranno anche politici locali e nazionali di sinistra. È una cosa che ha toccato i sentimenti di tante persone sia in Italia che sia all'estero. Manifestazione dove si invoca il diritto alla scelta, quella di indossare o meno il velo, visto che in Italia non è espressamente vietato da una legge specifica, bensì da norme generali e riferite all'articolo 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931 e dalla legge numero 152 del 1975.